Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Come sempre staremo insieme fino alle 13:30. Naturalmente in primo piano la cronaca con tutte le notizie e gli aggiornamenti, ma spazio anche ai nostri consueti approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità di queste giornate e di queste settimane. La cronaca che abbiamo in apertura subito oggi ci porta nel vicino Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, per una tragedia che si è verificata in un'abitazione privata a Vivaro, costata la vita ad un bimbo di appena 10 anni. Grave il nonno, ma ci aggiorna su questa tragedia il collega Lucio Zanato in diretta da Vivaro. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo a Vivaro. Per capire questa storia bisogna capire però dove si trova Vivaro. Vivaro è un comune nella confluenza sostanzialmente tra il Meduna e il Cellina. Perché vi dico questo? Perché qui vicino ci sono i Magredi. I Magredi è un'area dove da molto tempo, da sempre, i militari vanno a sparare, è un poligono di tiro di fatto. E perché vi racconto questa storia? Perché tutto quanto probabilmente proprio parte da qui, cioè l'ordigno esploso probabilmente è stato recuperato in quella zona, perché qui pare ci sia da sempre una tradizione di recuperanti, una sorta di passione che diventa anche quasi una sfida tra famiglie all'oggetto più caro, più storico, più particolare che viene fatto. Questo ci è stato riferito da un ufficiale dell'esercito in congedo che vive qui e che dice è un insano sport quello che praticano alcune famiglie qui, e va raccontato perché fino adesso non c'è ancora scappato il morto, almeno fino a ieri sera alle 18:45, quando qui in via del Pozzo 16, vedete alle mie spalle il magazzino, Silvio Casarato, 73 anni, ha cominciato probabilmente a disinnescare, anzi sicuramente a disinnescare un ordigno. Vicino a lui c'era il nipotino Gabriele di 10 anni, prego magari se non sono già partite a far vedere le immagini, perché noi siamo riusciti a farvi vedere il punto dove iniziava questo disinnesco, grazie alla regia di Alessandro Granziera con la collaborazione al montaggio di Antonio Paul. Dicevo appunto, questo luogo, in questo magazzino alle mie spalle che è disabitato, veniva utilizzato proprio come ritrovo, come luogo dove fare dei piccoli lavori e in questo caso anche cercare di disinnescare questo ordigno. Questo ordigno nelle mani di Silvio Casarato è esploso, l'esplosione è stata sorda, intensa, anche se l'ordigno non era particolarmente potente. Alla sinistra e nell'immagine che vi stiamo proponendo c'è la finestra con tutti i vetri infranti per dare la sensazione della deflagrazione. In questa deflagrazione il nonno di 73 anni è rimasto ferito gravemente, purtroppo invece per il nipote Gabriele di 10 anni non c'è stato nulla da fare. Subito soccorso, tutti i testimoni ci raccontano dell'elicottero arrivato immediatamente qui insieme ai vigili del fuoco, insieme successivamente agli artificieri del comando Carabinieri di Udine, che hanno provveduto anche a verificare se era l'unico ordigno presente nel magazzino officina. E proprio in questa situazione appunto si è venuta a verificare questa tragedia, una tragedia, ripeto, che per certi versi forse era anche annunciata, perché questa pratica da queste parti, proprio perché è una confluenza particolare in un luogo particolare, si porta avanti da anni. Se non hai domande io restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento sulla tragedia che si è verificata appunto a Vivaro, in provincia di Pordenone, costata la vita ad un bimbo di appena 10 anni, gravemente ferito il nonno per l'esplosione di questo ordigno bellico. Tra poco parleremo anche dell'altra notizia del giorno, che è la scomparsa del Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano e dei suoi legami
legami con la nostra regione, con il Veneto, profondo cordoglio naturalmente anche nella nostra regione per la scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica. Tra pochissimo ci collegheremo con la nostra sede di Venezia, ma c'è ancora la cronaca che chiama ed è quella dell'ennesima tragedia della strada. Ci riferiamo all'incidente che si è verificato a Stanghella lunedì scorso lungo la statale Adriatica, perché purtroppo non ce l'ha fatta il 33enne che era rimasto ferito gravemente appunto in quello schianto ed è morto dopo 5 giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Enrico Bedana, il 33enne di Solesino, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente lunedì mattina lungo la strada statale 16 Adriatica a Stanghella. Il suo cuore, dopo 5 giorni, ha smesso di battere all'ospedale di Padova, dove era arrivato in gravissime condizioni. A nulla sono valse le cure dei medici che lo hanno sottoposto a una serie di interventi chirurgici. Enrico Bedana stava andando al lavoro lunedì, quando la sua auto, nello scontro con 2 mezzi pesanti, è finita nel campo sottostante la carreggiata. Gli autisti dei 2 camion sono rimasti leggermente feriti, l'uomo invece è apparso da subito in condizioni disperate. Sull'incidente indagano i carabinieri di Este. Alla famiglia del 33enne è arrivato anche il cordoglio del sindaco di Solesino, Elvi Bentani. Apprendo con immane dolore della morte del nostro concittadino Enrico, un'altra giovane vita spezzata in un attimo in un terribile incidente stradale. Allarme mafie in Veneto. Su proposta del questore di Padova, la polizia e la Guardia di Finanza hanno confiscato beni per oltre 10 milioni di euro nei confronti di un catanese che aveva la sua base operativa nella bassa padovana. Era palese la sproporzione tra i redditi dichiarati negli ultimi 5 anni e il valore del patrimonio riconducibile a un imprenditore legato a un clan catanese di Cosa Nostra. Per questo, dopo un'attenta indagine patrimoniale condotta dalla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Padova e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este, su proposta del Questore di Padova, il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca di quote societarie e beni per un valore quantificato in 10 milioni e 700 mila euro. A disposizione dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale vi sono quindi quote in 17 società di capitali, 13 immobili e 3 terreni tra le province di Belluno, Milano, Venezia e Vicenza, nonché 3 auto. Il soggetto era già stato condannato dalla Corte di Appello di Catania per vari reati, tra i quali associazione di stampo mafioso, e dal Tribunale di Rovigo per associazione a delinquere per truffa. La base operativa veneta delle società legate al catanese si trova nella Bassa Padovana, da dove aveva continuato a perpetrare una serie di truffe in tutto il nord Italia ai danni di ignare aziende portate sull'orlo del fallimento dopo avergli venduto diversi milioni di euro di merci che non erano mai state pagate. E torniamo sulla tentata rapina al centro benessere di Zero Branco, perché è caccia all'uomo che appunto l'altra sera è entrato ed ha minacciato con un coltello la titolare cinese, che è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Sentiamo. Ha suonato il campanello ed è entrato impugnando un coltello con il quale ha minacciato la titolare. Attimi di terrore ieri sera al centro benessere cinese di via Montepiana, Zero Branco. Ancora impaurita e scossa ci racconta cosa è successo in un italiano stentato. La titolare. Prima tu no, io solo così, aiuto. Tu sempre come io mano così. Come uno mano così, uno mano godole. Come solo di subito, solo di. Il rapinatore, vestito con felpa e pantaloni neri, il volto coperto da passamontagna, afferrando con una mano il braccio della donna e con l'altra puntandole il coltello all'addome, l'ha trascinata fino alla cassa, continuando a chiedere soldi. Qua solo di io, come vedete, io subito fuori uscita. Aiuto, qua cliente, qua girato tanti centine clienti. Io aiuto. La donna è riuscita dunque a divincolarsi e a scappare all'esterno, chiedendo aiuto ai titolari ed avventori del bar a fianco, accorsi alle urla della signora. Siamo usciti un attimo, abbiamo visto lei che stava spingendo fuori un signore dalla porta, che stava facendo forza.
Io sono andato lì più o meno e ho visto sta sagoma che correva via dall'altra parte. I clienti mi hanno avvertito dicendomi guarda che è successo sto fatto, poi da lì ho chiamato i carabinieri che subito dopo sono usciti. Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri di Zero Branco, ma il rapinatore si è nel frattempo dileguato a mani vuote, visto che in cassa non c'erano soldi. Sono in corso indagini per identificare l'uomo. Nessuno è riuscito a vederlo in volto, visto il travisamento. Unico dettaglio che la vittima è riuscita a notare: il colore scuro della pelle e dei polsi. Restiamo nel Trevigiano perché sempre i carabinieri stanno cercando di identificare l'uomo che ieri mattina alle 10 si aggirava nudo nel cimitero di Santa Cristina di Quinto. È comparso all'improvviso davanti ad una signora spaventandola. Sentiamo. È sbucato all'improvviso da dietro una tomba completamente nudo, mettendosi a camminare tra i vialetti del cimitero mentre passava una signora. Sconcerto e paura al cimitero di Santa Cristina di Quinto. Sono le 10 del mattino quando una donna, dopo aver acquistato dei fiori, è entrata nel camposanto per visitare la tomba del marito defunto. Arrivata nella parte posteriore del cimitero, lo shock nel vedere un uomo di circa 30 anni aggirarsi senza nulla addosso tra le sepolture. Spaventata ma mantenendo un notevole sangue freddo vista la situazione, la signora si è girata e, guardandosi le spalle per verificare di non essere seguita, è uscita. Una volta fuori, dopo aver segnalato la caduta ad un passante, la donna si è rifugiata nella vicina fioreria, dove l'hanno tranquillizzata ed hanno chiamato i carabinieri che ora conducono le indagini. Dell'episodio è stata subito informata anche la sindaca di Quinto, Stefania Sartori. Speriamo che con questa eco mediatica magari questa persona si ravveda, in quanto venire in un cimitero a dimostrare, diciamo così, a mostrarsi nudo davanti a persone che comunque sono fragili, perché quando si viene in cimitero si ha una condizione particolare e oltretutto davanti a una donna, e quindi io la ritengo una violenza contro le donne. Questi episodi ci mettono un po' in allerta e speriamo che le forze dell'ordine, che anche se ringrazio per il pronto intervento, riescano a identificare questa persona e magari che possa avere una pena giusta e capire e ravvedersi del brutto gesto che ha compiuto. Era morto dopo essere stato colpito da una lunga scheggia di legno del diametro di quasi 10 centimetri che si era staccata da un pezzo di rovere su cui stava lavorando con una macchina rifilatrice. Non c'era stato nulla da fare per Dino Coroccheri, il 49enne operaio della Garbellotto Botti di Conegliano, vittima del drammatico infortunio sul lavoro il 26 luglio del 2017. Per questa tragedia Piero Garbellotto ed i suoi fratelli Pier Gregorio, Pier Emilio, insieme al direttore generale Graziano Vavalet, sono stati condannati a 1 anno di reclusione con la sospensione della pena e la non menzione. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Matteo Cestaro, ha ricevuto invece 8 mesi. Gli imputati, difesi dagli avvocati Alberto Mascotto, Alessandro Alfano ed Alessandro Rinaldi, hanno annunciato che, una volta lette le motivazioni del dispositivo di primo grado, faranno ricorso in Corte d'Appello e si svolgerà martedì prossimo, 26 settembre alle 14:30 a Roma, dove era nato il funerale di Marco Bettolini, l'enologo di 46 anni che abitava appunto a Bassano ed è morto annegato la scorsa settimana nell'azienda Cadiraio San Polo di Piave. L'uomo stava cercando di salvare un collega che era entrato nell'autoclave, pare per verificare un problema tecnico, quando si è sentito male ed è precipitato appunto nell'autoclave, cadendo con il volto in avanti nella trentina di centimetri di vino ancora presente appunto nel silos, pochi centimetri che purtroppo però gli sono stati fatali, costandogli la vita. Ed ora ci colleghiamo con Mestre. Vedo che abbiamo Anna Maria Parisi in compagnia di Nicola Pellicani, figlio di Gianni e presidente dell'omonima fondazione
grande amico del Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, scomparso ieri a Roma all'età di 98 anni. Anna, a te, buongiorno. Buongiorno Marta, il cordoglio è stato detto di tutto il Veneto per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano, cordoglio naturalmente anche da qui, dalla città di Venezia. Poco fa verso le 10:30 un minuto di silenzio è stato rispettato proprio da Mestre in occasione dell'inaugurazione del polo nautico di San Giuliano, di cui vi dettaglieremo nel corso del TG della sera. E con me, come dicevi bene Marta, il collega Nicola Pellicani, nonché ex onorevole veneziano del Partito Democratico e attuale parlamentare. Ecco, Nicola Pellicani, lei ha conosciuto personalmente Giorgio Napolitano, che era fortemente legato a suo padre Gianni, un'amicizia che nacque negli anni 50. Sì, un lungo sodalizio politico e umano che ha legato Napolitano a mio padre Gianni, che è scomparso già nel 2006, e proprio Napolitano tenne l'orazione funebre. Napolitano è una figura che ovviamente per me ha inciso molto nella mia formazione politica, ma non solo. Una persona innamorata della politica che ha attraversato un secolo straordinario da protagonista, da uomo di sinistra in principio, sforzandosi sempre di mettere in relazione la sinistra italiana con la sinistra europea, con le grandi socialdemocrazie nel segno del riformismo. E poi è stato soprattutto un uomo delle istituzioni, segnando il suo impegno su due grandi temi, quello del ripensamento della Costituzione e quello della centralità dell'Europa. Sono stati i suoi due fari che l'hanno condotto nel lungo mandato al Quirinale, e che ha avuto modo anche di ribadire in più occasioni anche a Mestre e a Venezia, in occasione di eventi organizzati dalla fondazione appunto che porta il nome di mio padre. Ecco, un uomo certamente fortemente, come è noto, legato alle istituzioni, che ha dimostrato negli anni, come ha ricordato bene lei, anche il suo attaccamento alle realtà territoriali, agli enti territoriali, e anche un uomo molto legato al senso di gratitudine e profonda anche commozione per quello che è stato il ricordo di suo padre, come ha ricordato lei, un uomo che è stato anche fortemente legato quindi in tal senso alla Fondazione Pellicani. Ricordiamo che venne qui a Mestre nel 2010, quando venne intitolata la piazzetta in ricordo di suo padre, piazzetta Pellicani, che si trova a 2 passi da dove siamo noi qui in Galleria Matteotti a Mestre. Sì, Napolitano ha sempre avuto un legame molto stretto con la città di Venezia, ancor prima di diventare presidente, anche per i suoi molteplici interessi culturali, per il cinema, per il teatro, e poi l'amore per la città, oltre appunto al legame di amicizia che aveva con mio padre, ma non solo, con Massimo Cacciari, in principio con Luigi Nono e con altre personalità. Ecco, e poi tenne vivo questo legame con la città attraverso la Fondazione Pellicani, che venne appunto, come ricordato, ad inaugurare nel 2007, e poi tornò in diverse occasioni a fare appunto anche 2 discorsi per nulla di routine sui temi che dicevo prima, uno sulla riforma della Costituzione nel 2008 a Palazzo Ducale, e un altro a Mestre nell'ambito del Festival della Politica al Teatro Toniolo sulla centralità dell'Europa, e anche lì è stato proprio un inno a un'Europa federale, sollecitando anche i partiti ad assumere una dimensione europea per appunto facilitare questo processo di integrazione. Ecco Marta, quindi con il cordoglio anche da Venezia e da Mestre per la perdita del Presidente emerito Giorgio Napolitano, grazie al ricordo e racconto del parlamentare veneziano Nicola Pellicani, da Mestre è tutto, la linea torna a te.
Grazie Anna Maria Parisi e a Nicola Pellicani. Profondo cordoglio dunque anche in Veneto. Per me Napolitano è stato il presidente dell'autonomia, scrive il governatore del Veneto Luca Zaia. Un giorno gli chiesero cosa pensasse delle autonomie, lui spiazzò tutti rispondendo con una frase che io cito spesso tuttora, continua il governatore: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. È con lui che sono partito con la battaglia per l'autonomia. Così dunque il governatore Zaia con questo ricordo dedicato a Giorgio Napolitano, in queste ore appunto nelle quali il cordoglio del Veneto si unisce a quello nazionale appunto per la scomparsa del Presidente della Repubblica emerito, che peraltro appunto l'abbiamo sentito era molto legato alla nostra regione, in particolare a Venezia, ma con un rapporto con il Veneto iniziato da giovanissimo, da ragazzo, quando in tempo di guerra si trasferì con la famiglia a Padova, frequentando l'ultimo anno del liceo classico al Tito Livio. Sentiamo. Al nostro presidente studente grazie, Giorgio Napolitano, 1925-2023. Con queste parole nella homepage del sito il Liceo Classico Tito Livio di Padova, commosso, saluta il presidente emerito. Un legame profondissimo quello con la città. Giorgio Napolitano vi arrivò nel pieno del secondo conflitto in un mondo in guerra. Sfollato dalla sua Napoli, frequentò il Tito nell'anno 1941-42, iscritto all'ultima classe, conseguendo una brillante maturità, senza sostenere l'esame di Stato, essendo tempo di guerra. 8 in cultura militare, 8 in italiano, 7 in latino e 8 in greco, si legge nella pagella pubblicata online, omaggio a uno studente che mai dimenticò la sua scuola. Nel 2005, prezioso dono per gli 80 anni, il sindaco di Padova Flavio Zanonato gli fece pervenire le pagelle ritrovate negli archivi della scuola, un dono che rinsaldò il legame con la città, che visitò con la signora Clio, prima come senatore a vita, poi come presidente della Repubblica. Il 2008, un anno simbolo del legame tra Padova e il Liceo Tito Livio e presidente emerito. Il 25 aprile Giorgio Napolitano conferì la medaglia d'oro al merito civile a Mario Todesco, giovane professore di lettere del Tito, morto per mano dei fascisti perché aveva scelto di opporsi al regime, affidando questa medaglia alla scuola, luogo di promozione dei valori, del confronto democratico e del rispetto di tutti. Il 5 novembre di quello stesso anno Giorgio Napolitano tornò a Padova per celebrare i 90 anni dalla firma dell'armistizio che pose fine alla Grande Guerra. Primo presidente della Repubblica a visitare Villa Giusti, Giorgio Napolitano tornò al suo liceo per incontrare ancora una volta gli studenti che in occasione dei funerali osserveranno un minuto di silenzio. Ed ora la pagina politica, andiamo a Monastier, provincia di Treviso, dove è in corso questa mattina la convention di Fratelli d'Italia, ad un anno dalle elezioni che hanno appunto sancito la vittoria del centrodestra. Ci colleghiamo con i nostri inviati, abbiamo Lina Paronetto con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Ecco Lina, ti vedo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori, siamo alla convention di Fratelli d'Italia. Alle mie spalle vedete è collegato in diretta il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che è uno dei tanti ministri che che parteciperà o in presenza o collegato a questo evento, che doveva essere 1 a 2 giorni, ma 1 a 2 giorni non sarà più, Marta, perché qui a Monastier domani mattina doveva esserci l'intervento del ministro trevigiano Carlo Nordio di Fratelli d'Italia e del collegamento della Premier Giorgia Meloni. Non ci sarà nulla perché per rispetto istituzionale dal partito, dal centro è arrivato l'input di sospendere tutte le attività ufficiali, tutti gli eventi in concomitanza con l'apertura della Camera Ardente del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Quindi domani la mattinata è cancellata,
cartellata, tutto si svolgerà nella giornata di oggi. In questo momento c'è, lo vedete, il ministro Lollobrigida, un focus sull'agricoltura condotto dal senatore Luca De Carlo, che vedete sul palco insieme ai rappresentanti delle categorie, delle associazioni di categoria agricole. Si parla naturalmente di tanti temi, siamo a un anno dal voto che ha mandato al governo Fratelli d'Italia con una percentuale importante, si è fatto il bilancio di quello che è stato svolto, naturalmente lo stesso senatore De Carlo prima diceva abbiamo necessità di spiegare ai nostri iscritti, ma non solo, quello che è stato fatto anche agli amministratori sui territori. Qui ci sono rappresentanti dei comuni, ci sono rappresentanti della regione, parlamentari, e soprattutto affrontare il tema migranti, che sappiamo bene non è semplice da spiegare anche agli iscritti. Quello che sta avvenendo, l'arrivo dei CPR nei territori, che si cercherà, il cui impatto si cercherà di attenuare il più possibile. Tra l'altro anche Fratelli d'Italia, poi naturalmente lo intervisteremo per i telegiornali di questa sera, sta in qualche modo attirando, come già avviene da parecchio tempo, dei nuovi iscritti anche da partiti come la Lega. Massimo Candura, già senatore, già coordinatore del partito nella Marca trevigiana, ci ha annunciato poco fa di essersi tesserato proprio con Fratelli d'Italia. Stiamo aspettando che arrivi Giuseppe Montuori, che doveva essere nostro ospite, ancora non lo vedo. Marta, se credi, ti richiederemo la linea appena l'avremo al microfono. Ecco, se vuoi Lina, nell'attesa che arrivi Montuori, se non sono tempi troppo lunghi, io lancerei intanto un servizio che potrebbe poi essere spunto di riflessione con il tuo ospite, ed è quello che ha realizzato il nostro Lucio Zanato ieri a Verona in occasione dell'Assemblea Generale dei Sindaci dell'ANCI del Veneto, che hanno lanciato delle richieste ed un messaggio molto forte proprio ai membri del governo Meloni. Vediamolo quindi insieme, poi torniamo a Monastier, da Lina Paronetto. Quindi vanno... Il tema dei migranti è stato l'asse portante degli stati generali dell'ANCI regionale che si sono tenuti nella sala della Gran Guardia a Verona. Un tema spinoso per i comuni veneti, e lo si è capito quando è calato il gelo in sala dopo questo messaggio lanciato dal palco sui centri di permanenza per i rimpatri. Adesso c'è il tema del CPR, riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente, però ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune che ce l'avrà. Presidente che comunque poco prima ha sottolineato. Non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri e comunque il CPR non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire. Posizione condivisa anche dai sindaci delle principali città venete. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte all'idea di grandi concentrazioni sia nelle città sia nei piccoli centri. Dobbiamo fare piccoli hub, piccoli nuclei in cui possano le cooperative lavorare, vuol dire non superare 50 persone. Dal padrone di casa il richiamo all'unità dei sindaci di fronte a questa ma anche alle altre emergenze affrontate quotidianamente dai primi cittadini. Se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi. E l'immigrazione è stato uno dei 14 punti del documento che sintetizza questo incontro, che sono stati richiamati dal presidente di ANCI Veneto. Legge di bilancio, politiche sociali, emergenza abitativa, riordino territoriale, autonomia locale sono solo alcuni dei capitoli dove il tema economico è focalizzato soprattutto sui fondi PNRR, con un chiaro avviso al governo. I progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. Nessuno potrà nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi, Applausi di condivisione per un documento che ora finirà a Roma, nella speranza che non finisca invece in qualche cassetto.
E se poi diciamo i piani alti non rispondono, pronti alle barricate? Insomma, diciamo che 563 sindaci veneti che si mettono insieme un po' di rumore lo sanno fare, però noi chiediamo semplicemente rispetto, dialogo e confronto, ma sono sicuro che arriverà. Insomma, se non vi stanno ad ascoltare, marcia su Roma? Marcia su Roma, oppure faremo una bella mischia per andare in meta e sono convinto che in meta ci arriveremo. Ecco, allora torniamo a Monastier da Lina Paronetto. Insomma, avete sentito, sono parole insomma molto forti quelle che si sono levate ieri dalla Gran Guardia a Verona da parte dei sindaci del Veneto. Non so da quanti anni Esattamente, eccoci qui Marta, ci ha raggiunto il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, che ringraziamo. Coordinatore, allora intanto una sala gremita oggi qui a Monastier per ribadire quello che è anche la vostra radicalizzazione nel territorio. Il servizio che abbiamo appena sentito parlava di quelle che sono anche un po' i disagi, le perplessità nella comunità per il tema migranti e accoglienza e i comuni che vogliono garanzie sui fondi di PNRR perché molti cantieri sono in partenza. Grazie intanto. Per quanto riguarda la convention di oggi, siamo molto contenti di ospitarla a Treviso e di vedere una sala così gremita, è una cosa bellissima. A un anno di insediamento al governo stiamo raccontando ai nostri militanti tutto quello che è stato fatto, perché sennò il rischio è di parlare esclusivamente del tema migranti, che però è una piccolissima parte rispetto al lavoro fatto dal governo Meloni. Tema che sicuramente interessa i sindaci, tema che mette molta pressione sulle amministrazioni comunali, perché grava anche di costi amministrazioni comunali che non sono ricchissime, soprattutto nel caso di minori o con difficoltà nel reperire alloggi per queste persone che poi rischiano di girare per i paesi e creare difficoltà alle comunità. Quindi corrette anche le richieste dell'ANCI, i sindaci sono sempre persone molto responsabili ed è giusto chiedere anche rispetto a questo una disponibilità da parte del Ministero degli Interni a supportarli. Diverso è il tema del PNRR, dove il nostro Ministro Fitto ha ripetutamente garantito che non ci sarà nessun taglio dei fondi, perché sono semplicemente cambiati i progetti, ma tagli dei fondi non ce ne saranno, perché erano delle regole dettate dalla Comunità Europea che sono state anticipate, onde evitare che i comuni al momento della rendicontazione non riuscissero più a giustificare le spese che avevano. Vengono dirottati su altri flussi di denaro, che sono quelli di altri fondi, quindi la cosa verrà poi gestita al meglio, come sta facendo con tutto il PNRR il Ministro Fitto. Senta, a livello elettorale invece, diciamo, a livello politico, il valore di questa convention, voi vi state mostrando nel territorio da 2 anni a questa parte, avete fatto la cena tricolore l'altra sera a Ponte di Piave, oggi siete qui, ci sta in qualche modo anche mostrando quella che è la vostra forza sul territorio. Il senatore De Carlo prima ci ha detto siamo anche pronti a proporre un uomo per la regione. Beh, noi siamo sempre pronti, come la nostra Presidente, come Giorgia Meloni. L'unica cosa che però riteniamo sia fondamentale è quella di lavorare tanto, stare tra le persone, lavorare tra la gente, organizzare eventi come questo, organizzare i gazebo come facciamo in tutte le città, lavorare con i nostri consiglieri, i nostri assessori, i nostri amministratori dappertutto, perché radicarsi sul territorio vuol dire stare tra la gente, far capire cosa stiamo portando avanti, quali sono i nostri progetti. Non c'è un metodo diverso, fare diventare i nostri progetti poi elementi di concretezza e cercare di farci dare la fiducia dalle persone che si fidano di chi come noi cerca di fare poche promesse, ma quelle poche di mantenerle. Questo è quello che siamo noi di Fratelli d'Italia, questo è quello che è la nostra comunità. Un ultimissimo passaggio, sta parlando il Ministro Lollobrigida, nel pomeriggio avrete anche il Ministro Urso e novità di pochi minuti fa anche il Ministro Nordio, perché per domani mattina gli eventi sono stati sospesi. Sì, gli eventi sono stati sospesi in segno di rispetto per l'apertura della Camera Ardente del Presidente emerito Napolitano, e quindi abbiamo ritenuto anche noi che non fosse corretto mantenere il convegno di domani. Abbiamo avuto la disponibilità di Carlo Nordio, che è stato gentilissimo, che come sempre si presta anche ad intervenire per il nostro partito, e quindi oggi alle 18 concluderà i lavori Carlo Nordio invece che concluderli domani, nella giornata di domani. Quindi, ma crediamo che sia corretto e dare un segno di rispetto a Napolitano, che insomma è stato il Presidente della Repubblica. Grazie al coordinatore provinciale Giuseppe Montuori. Noi da Monastier, Marta, ti restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo e a Giuseppe Montuori.
Calderoli, coordinatore per la provincia di Treviso, appunto, di Fratelli d'Italia. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Sentivamo prima da Monastier come il tema dell'immigrazione sia particolarmente caldo sul fronte della politica, ma non solo, è stato anche tra i temi affrontati ieri pomeriggio a Roncade all'Assemblea Nazionale di Federmeccanica. Manca manodopera, il tema migratorio va affrontato in termini pratici, hanno detto gli industriali, con la ministra al lavoro Calderone che ha rilanciato il potenziamento dei corsi di formazione nei paesi d'origine. Sentiamo. Se riusciamo a smontare questo diciamo, riferimento che abbiamo a fronte dell'immigrazione, pensandolo solamente come quello che vediamo a Lampedusa, invece vederlo come una vera opportunità, legato ovviamente a un programma che è impegnativo di formazione e di addestramento di queste persone nei loro territori, come è stato ben detto anche dalla ministra Calderone. Ecco, questa è una chiave fondamentale, cioè, siamo ancora sorpresi che non si riesca a capire il valore di tutto ciò. Qualcuno mi ha detto, ma in realtà quindi volete trasformare il tema del flusso immigratorio in realtà sempre a vostro beneficio. Ho usato questo argomento, dico guardate che il beneficio delle imprese è beneficio del paese. Zero ideologia, molto senso pratico. È questo che gli imprenditori chiedono al governo e alle istituzioni comunitarie nel giorno in cui all'H Farm di Roncade si riunisce l'Assemblea Nazionale di Federmeccanica, una delle principali filiere del Made in Italy, guidata dal vicentino Federico Visentin. Considerazioni che fa propria anche Confindustria Veneto Est, con Leopoldo Destro tra i primi, ancora in tempi non sospetti, a sollevare la questione. I dati parlano chiaro, le aziende non riescono a trovare manodopera né in quantità né in qualità, quindi in quantità addirittura vicino al 50% e passiamo addirittura al 70% in termini di qualità, quindi le discipline diciamo STEM più tecniche. Quindi secondo me bisogna essere assolutamente concreti e portare avanti azioni concrete. Ci apriamo sicuramente anche a un utilizzo intelligente della normativa sui flussi migratori nel momento in cui abbiamo messo fuori quota e quindi fuori da quelli che sono le richieste di permessi tutti coloro i quali provengono da un percorso di formazione che viene fatto ovviamente con l'ausilio del governo italiano e nello specifico anche del Ministero del Lavoro nei paesi d'origine. Ma il tema migratorio non è certo l'unico punto all'ordine del giorno, con una legge di bilancio tutta da scrivere e ancora il fronte della transizione tecnologica. Da Carlo Bonomi un alert specifico. L'Europa dice si deve occupare di crescita e investimenti. Attenzione, noi siamo abituati con un sistema di welfare state che ci invidiano in tutto il mondo. Se noi non abbiamo l'ossessione alla crescita, a breve avremo un problema di sostenibilità. E la sostenibilità del welfare state crea problemi sociali. Parole quelle di Bonomi condivise dal ministro all'economia Giancarlo Giorgetti, collegato online, da priorità fissata quella del taglio del cuneo fiscale. Non adagiarsi sui risultati conseguiti, limitandosi ad auspicare aggiustamenti inerziali, ma aggredire i nodi sostanziali che abbiamo davanti. E torniamo alla cronaca, andiamo a Vicenza con la notizia di un uomo che era ricercato per terrorismo nello stato sudamericano di El Salvador ed è stato arrestato appunto a Vicenza. Un pericoloso ricercato dall'Interpol, cittadino salvadoregno di 44 anni, è stato individuato e arrestato a seguito di una complessa attività investigativa dalla Polizia di Stato. Sull'uomo pendeva un mandato di cattura internazionale perché è accusato di far parte di una struttura di matrice terroristica conosciuta con il nome di Mara Salvatrucha, con compiti legati al traffico internazionale di cocaina e crack e dell'omicidio di un poliziotto. I fatti risalgono al 2015. Le indagini svolte dalla Polizia
polizia dall'autorità giudiziaria di El Salvador hanno permesso di raccogliere una serie di dati sull'uomo che hanno portato all'emissione del mandato di cattura per il reato di partecipazione terroristica, che prevede una pena detentiva di 12 anni. La Digos e l'ufficio immigrazione della questura di Vicenza sono riusciti a localizzare il 44enne in un appartamento della periferia cittadina. Alle prime ore dell'alba di ieri gli agenti hanno prelevato l'uomo e dopo l'identificazione formale lo hanno portato al carcere Pio X di Vicenza. Ulteriori indagini sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità riguardo al favoreggiamento della latitanza del terrorista arrestato e verificare i suoi eventuali contatti con ambienti eversivi in Italia. Torniamo ora alla morte di Liliana Coita, uccisa dal compagno a Tombolo. Emergono nuovi dettagli. L'omicida, appunto il compagno marocchino, ha lasciato il corpo della donna senza vita in casa per una giornata intera prima di costituirsi. Ai carabinieri oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia. Un giorno intero, 24 ore, nell'appartamento al Civico 9 di via Vittorio Veneto a Tombolo, dove giovedì sono arrivati i carabinieri. È rimasto lì il corpo senza vita di Liliana Coita, la donna di 55 anni, uccisa dal compagno marocchino che in un raptus l'ha soffocata con un cuscino. A vegliare inconsapevoli anche i due ignari inquilini della coppia. È un quadro drammatico quello che di ora in ora emerge dalle indagini condotte dagli inquirenti sull'ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. È il primo pomeriggio di giovedì quando Youssef Maid, irregolare in Italia e con vecchi precedenti per spaccio e furto, si presenta in caserma. Ho ucciso la mia fidanzata, dice ai militari, a cui fornisce anche l'indirizzo. Il movente ancora non è chiaro. La gelosia probabilmente nei confronti di qualcuno che riteneva essere l'amante della donna che aveva malmenato una settimana prima. La morte di Liliana è avvenuta mentre i due coinquilini, un cittadino cinese e un altro romeno, erano al lavoro. Dopo una violenta lite, Liliana sarebbe svenuta e lui, una volta spostata sul letto, avrebbe provato vanamente a rianimarla. Dopo il delitto il marocchino avrebbe pedalato per ore per poi costituirsi. In queste ore Youssef Maid è sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Accertamenti sono in corso anche sugli inquilini dell'appartamento per capire se fossero o meno in possesso di un regolare contratto d'affitto. E restiamo a Padova con la grave situazione delle piazze a ridosso della stazione ferroviaria del capoluogo. A denunciarlo sono le opposizioni in Consiglio Comunale. Ci colleghiamo quindi con la nostra Chiara Gaiani assieme a Francesco Ratai. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in Piazza De Gasperi, come dicevi tu siamo davvero a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria, un problema però che non si limita solo a questa area della città. Con noi ringraziamo Eleonora Mosco, che è capogruppo in Consiglio Comunale della Lega. E qui l'amministrazione Giordani ha messo in atto un lavoro di rigenerazione urbana, hanno risistemato la piazza, hanno creato anche questo campo di basket, insomma qualche frutto c'è stato, purtroppo però la situazione resta ancora molto grave. Sì, di sicuro un passo in avanti c'è stato, ma non è stato un intervento risolutivo. Qui persistono i problemi di spaccio, di criminalità, certamente il problema a monte, quindi la presenza di attività etniche che sono ricettacolo di una clientela poco rispettosa della legalità, ecco, diciamo così, non è stato risolto, e il problema dei senza tetto, anche questo è un altro tema invece che si vive molto in questa zona, e quindi di fatto la realtà batte un po' l'ipocrisia di questa amministrazione che vuole intervenire sulla sicurezza attraverso solo un'impronta sociale, perché gli effetti sono evidenti. Io penso invece che serva anche un'azione di intervento in materia di ordine pubblico, e quindi tante sono le proposte della Lega, a partire dall'apertura delle sedi decentrate della polizia locale, un aumento delle pattuglie della polizia locale soprattutto in fascia serale e notturna, che ad oggi non è assolutamente sufficiente, la dotazione dei taser per esempio agenti della polizia locale e molto altro. Sono tante le proposte depositate in questi anni, basterebbe prenderne qualcuna e forse qualcosa potrebbe cambiare. Ecco, raccontiamo dove siamo in una zona di servizi,
questa è una zona importante, è nata come zona nevralgica proprio per la sua collocazione all'interno della città. Resta comunque questo problema. Di sicuro è tutta una serie di forme di microcriminalità legata al fiorente traffico e spaccio di droga che continua a esserci in questa stazione, in questa zona. Sì, lo dicono le classifiche del Sole 24 Ore, ma lo dimostra la città, lo dimostra la realtà. Solo un paio di giorni fa, qui a due passi, in pieno giorno, in Piazza De Gasperi, quindi proprio in prossimità del centro storico, si sono verificati dei fenomeni di spaccio molto gravi, molto pesanti, che destano la preoccupazione delle tante famiglie che vivono in questi condomini, quindi anche la presenza di molti bambini che di fronte a scene del genere possono certamente rimanere turbati. Ma è un problema che si sta diffondendo all'Arcella, alla stazione l'abbiamo detto, ma anche a Mortise, in Palestro, alla Guizia. Insomma, è un problema che ormai è diffuso e che va affrontato in modo strutturale e non agendo con delle azioni tampone come quella che è stata applicata per Piazza De Gasperi, ma in modo invece con una visione chiara e strutturale del problema, partendo dalla consapevolezza. Io lo dico, Giordani è un negazionista del degrado dell'insicurezza, ma la realtà, i video e le foto che ci arrivano sono più forti di ogni tentativo di censura da parte di questa amministrazione. Ecco, noi ovviamente continueremo a seguire questa cosa, continueremo a documentare qual è la situazione della città, sentendo poi anche ovviamente l'amministrazione comunale. Allora ringraziamo Eleonora Mosco, ricordo capogruppo della Lega, ringrazio il collega Francesco Ratai e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani per questo collegamento da Padova. Da Padova noi andiamo a Belluno con il nostro primo ospite. Grazie per essere con noi a Walter De Cassan, che è presidente di Federalberghi della Bellunese, vicepresidente anche regionale dell'associazione degli albergatori. Perché l'abbiamo sentito anche poco fa nei servizi realizzati all'Assemblea Nazionale di Federmeccanica da parte degli imprenditori. C'è una presa di posizione senz'altro molto forte e pragmatica sul tema dell'immigrazione e dell'arrivo dei migranti. In particolare De Cassan, lei si è soffermato su quelle che sono le necessità del settore turistico, no? La stagione estiva ormai si è conclusa o si avvia insomma alla conclusione per gli ultimi amanti della montagna autunnale, ma tra pochissimo comincerà la stagione invernale, no? Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Sì, ha utilizzato un termine che mi piace, che è quello del pragmatismo. Allora abbiamo due ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le due cose, vediamo di far convergere questi due problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Quindi dobbiamo partire noi da una formazione eventuale di queste persone che continuano ad arrivare in Italia, specialmente dalle zone del nord del Mediterraneo, e utilizziamoli per il lavoro in albergo. Quindi partiamo dalla formazione, partiamo dall'insegnamento della lingua, partiamo dall'insegnamento del mestiere e forse potremmo, ripeto, uso sempre il condizionale, potremmo arrivare ad una soluzione di entrambe le cose. De Cassan, di che tipo di professionalità stiamo parlando? Perché giustamente lei sottolinea il problema della formazione, perché sono molte queste persone che arrivano nel nostro paese, alcuni anche già con delle qualifiche, altri no. Si tratta un po', no, di capire e poi di vedere in quale settore formarli, quindi quali sono quelle che sono le richieste maggiori da parte del mondo del turismo. Ma è chiaro che in albergo abbiamo da una parte bisogno di personale altamente qualificato, parlo della cucina e della sala, dove
il mestiere lo devi saper fare, ma lì si deve partire dalle basi e perlomeno con un minimo di esperienza. Se parliamo di altri settori, e non voglio dire lavori più umili eccetera, perché nessun lavoro è più umile di un altro, ma abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza, basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. Quindi diciamo è una formazione su diversi livelli ovviamente, ma è una formazione che per determinate professionalità potete fare anche voi direttamente nelle strutture, per cui certe professioni potrebbero essere, come dire, occupabili fin da subito o quasi, insomma. Esattamente, ha colto proprio lei nel segno quello che è l'idea di base, perché ripeto, se su alcuni settori c'è bisogno di alta o medio-alta formazione, altri settori hanno bisogno di formazione più basilare. È chiaro che il problema principale però rimane quello linguistico. Allora dobbiamo partire con inizialmente dei corsi di lingua italiana per gli stranieri e dopo potremmo anche impiegarli negli alberghi con dei corsi di lingua italiana. Naturalmente non si pretende che uno mi parli dalla sera alla mattina la lingua di Dante, però perlomeno per quel minimo indispensabile che serve basterebbero anche dei corsi a livello trimestrale. Ecco, questa sua idea, questa sua proposta, diciamo, come è stata accolta nel settore, come è stata accolta dalla politica? Perché insomma ormai l'appello, l'abbiamo sentito un po' da parte di tutte le categorie, è ovviamente rivolto alla politica, rivolto ai governanti. Ma dalle categorie è stata accolta anche relativamente bene. Purtroppo dalla politica non ho avuto nessun riscontro per capire se effettivamente questa proposta può essere valida o meno. È chiaro che vedere sta gente in giro che stracca le piazze, come si dice nel bellunese, non è bello, e per quel che si vede, ma non è bello neanche per chi ha bisogno di forza lavoro. Quindi se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa. Una vita migliore, lo sappiamo, parte dal lavoro, no? Chiaramente, quindi dal rendersi autonomi dal punto di vista economico. Lei parlava di queste professionalità, insomma, di cui avete estrema necessità. Che cosa possiamo dire in vista, su questo tema, appunto, in vista della ormai prossima stagione invernale? Ma il problema inverno è un po' meno forte rispetto all'estate perché non abbiamo la concorrenza del mare. D'inverno abbiamo una stagione su certi aspetti e su certe zone più lunga rispetto a certe zone d'estate, per cui l'inverno il problema è un po' meno forte rispetto all'estate. D'estate abbiamo delle zone che purtroppo, e qui dovremmo aprire un altro dibattito sulla destagionalizzazione delle vacanze, ma un altro argomento e lasciamolo un'altra volta eventualmente. D'estate ci sono alcune zone che hanno delle stagioni più brevi, poi ci sono zone che hanno stagioni più lunghe anche d'estate, però per l'inverno perlomeno 4 mesi sono coperti. Però, ripeto, ci manca fortunatamente la concorrenza del mare, dove
si sa, d'estate uno preferisce spesso andare a lavorare al mare che non andare a lavorare in montagna, a meno che non abbia una forte passione per la montagna. Una stagione più lunga ovviamente quella estiva al mare che non in montagna, come lei diceva, per cui magari il lavoratore preferisce avere un periodo più lungo, no? Chiaramente di lavoro assicurato, cosa che si inverte ovviamente per quanto riguarda il periodo invernale, ma non dimentichiamolo che poi nella nostra regione l'hanno testimoniato, no? Gli ultimi dati che abbiamo visto relativamente all'andamento turistico, sono andate fortissimo anche le città d'arte, che risentono meno di quella che è la stagionalità prettamente estiva o prettamente invernale, no? Per cui anche questo è un aspetto che va a incidere in questa tematica. Sì, le città d'arte ormai non hanno più stagionalità, non c'è più stagionalità. Ero a Roma 3 giorni fa e parlavo col concierge dell'albergo dove avevamo la riunione e mi ha detto è impressionante quello che c'è ormai. Roma è invasa, tra virgolette, dai turisti 365 giorni l'anno, come lo è del resto a Venezia, parlando del Veneto. Certo, senz'altro, quindi anche questo è un aspetto da tenere presente. Allora io la ringrazio intanto per essere stato con noi e teniamoci in contatto, insomma vediamo come questa proposta che si è levata a gran voce dagli albergatori bellunesi ma condivisa appunto dagli albergatori di tutto il Veneto verrà accolta dalla politica. Io la ringrazio, grazie a Walter De Cassan, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei, buona giornata, buon lavoro anche a voi tutti. Un saluto. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, siamo all'approfondimento che quest'oggi dedichiamo all'Ottobre Rosa della LILT. Abbiamo qui con noi in studio, e lo ringrazio per essere presente, il dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie allora per essere con noi. Un tema molto importante questo, al quale cerchiamo sempre di dare ampio spazio, proprio perché è davvero importante continuare a parlare di prevenzione e di informare, in questo caso specifico le donne, ma comunque la popolazione in generale, sull'importanza di tutti questi aspetti, dallo stile di vita agli screening, per prevenire o diagnosticare tempestivamente i tumori. Tra pochi giorni partirà la campagna Ottobre Rosa. Quest'anno 2023, dopo gli anni insomma un po' più complicati della pandemia, che cosa avete organizzato? Io intanto ti ringrazio Antena 3 per questa opportunità e per questo spazio che ci concede sempre per presentare le nostre iniziative nel mese di ottobre, mese che vede la LILT mobilitata proprio per accendere un riflettore rosa su questo problema importante che è il tumore al seno, che costituisce il tumore più frequente nel sesso femminile. Figuriamoci che i dati del 2019 ci dicono purtroppo che in provincia di Treviso, nella nostra ULSS, 1025 donne si sono ammalate di tumore al seno, quindi è un dato davvero rilevante, 5200 circa nella nostra regione. Sì. Ecco, precedentemente qual era il dato precedente per capire il range? Sono dati in aumento perché negli anni precedenti il registro tumori del Veneto ci indicava una cifra che oscillava tra i 930 e i 940 casi, quindi c'è stato un aumento, più di 100 quindi casi di quasi un centinaio di casi. È un dato che ci impressiona e che ci induce a porre ancora una maggiore attenzione nello stimolare le donne a aderire a quelle che sono le proposte sia di screening ma anche di buone pratiche cliniche, perché lo screening è rivolto alle donne tra i 50 e i 75, però abbiamo un 20% dei tumori che si sviluppa in donne nella fascia d'età tra i 30 e i 50 anni. Quindi è opportuno che anche queste donne si avviino a una politica di attenzione
che può essere fatta e personalizzata secondo quelli che sono i loro fattori di rischio, familiarità, stile di vita, e quindi magari noi offriamo anche l'opportunità di visite presso le nostre sedi per impostare un programma che va dall'autopalpazione per le donne più giovani all'ecografia, alla prima mammografia a 40 anni, secondo quelle che sono le linee guida che anche le società italiane di oncologia e di senologia hanno pubblicato. Ecco, quindi per le donne che ci stanno seguendo in questo momento, quelle un po' più in avanti con l'età, ma anche le mamme che quindi hanno delle figlie magari giovani, che consiglio possiamo dare? Noi diamo il consiglio per tutte quelle che sono in fascia d'età di screening di aderire ai programmi di screening, perché la mammografia nella fascia 50-75 è l'esame principale, ma anche per le donne più giovani magari di fare una prima visita senologica intorno ai 25, tra i 25 e i 30 anni, e poi di fare un programma di controlli che può limitarsi anche alle autopalpazioni per le donne che hanno un seno piccolo facilmente esplorabile o che non hanno altri fattori di rischio, e che va integrata invece con la visita, l'ecografia e la mammografia in tutti i casi e nelle successioni d'età che le donne vanno affrontando. Ecco, c'è poi una questione di familiarità, no? Ne abbiamo già parlato tante volte, quindi quali sono i campanelli d'allarme che devono indurre una donna a rivolgersi al proprio medico o a sottoporsi a dei controlli con maggiore frequenza? Diciamo che usiamo due termini, familiarità ed ereditarietà. L'ereditarietà è quella veicolata da un'alterazione genetica del virus BRCA 1 e 2, quindi le donne che hanno una tara, un'alterazione di questa sequenza genetica devono essere sottoposte a dei controlli molto più rigorosi, in alcuni casi vanno anche alla mastectomia sottocutanea preventiva. Le donne invece che hanno magari la mamma, una zia, una nonna, cioè un numero di persone che si è ammalata più frequentemente ma in età post-menopausale, non parliamo di ereditarietà perché il danno genetico fa sviluppare il tumore anche in fase più giovanile, e quelli invece che hanno una familiarità perché hanno più componenti della famiglia che hanno sviluppato il tumore magari in età più avanzata, post-menopausale, hanno comunque una maggior probabilità di rischio e quindi devono sottoporsi a un controllo più frequente. Ecco, quindi sono tutte poi diciamo questioni che vanno affrontate con il proprio medico, sì. E comunque lo ricordiamo che la LILT è sempre a disposizione, certo, no? Per dare informazioni e per informare appunto le donne su quelle che sono anche tutte le molte opportunità che voi offrite. Penso al camper, no? Quest'anno certo. come vi organizzerete? Apriremo la campagna il 2 ottobre accendendo il riflettore sulla statua della Telesona in Piazza Indipendenza, come facciamo ogni anno, ormai è il nostro momento celebrativo di questa campagna Nastro Rosa che si articola su tutto il mese di ottobre. È un po' il simbolo, è diventato, il nostro simbolo, no? Provinciale. Quest'anno avremo anche un gruppo di bambini idoremissimi che verranno a cantare prima dell'accensione, quindi sarà anche un momento così conviviale, diciamo, un po' di festa. Per rendere anche più festosa questo momento rituale celebrativo. Poi il 6 di ottobre nella nostra sede in via Venzone faremo qualcosa di diverso dal solito. Noi di solito facciamo un convegno scientifico per dare gli ultimi dati a Palazzo dei 300, quest'anno lo facciamo nella nostra sede alternando dei momenti musicali a quelle che sono le informazioni scientifiche, quindi per rendere anche più piacevole questa comunicazione di informazioni, e quindi coloro che volessero partecipare devono prenotare perché possiamo ospitare fino a 100 persone, e poi avremo altri 5 eventi scientifici nell'arco del mese in tutta la provincia, e il nostro camper sarà presente in 14 piazze della provincia trevigiana, e quindi sono occasioni in cui potete incontrare il medico, informatevi perché ci sarà la possibilità di eseguire anche delle visite che noi dedichiamo alle donne che non sono più in screening, che sono fuori età di screening, quindi alle donne soprattutto giovani, per impostare questa campagna informativa. Quindi alle donne al di sotto dei 50 anni e eventualmente anche al di sopra dei 75. Che sono uscite dalla fascia di screening e che magari vogliono sentire cosa poter fare terminata la chiamata da parte della ULSS.
Ecco, servono delle prenotazioni o è accesso libero? Noi preferiamo che, anche perché possiamo dedicare 3-4 ore, quindi che siano prenotate presso il comune che ospita il camper. Perché ricordo, no, che anche l'anno scorso c'era stata davvero un'adesione molto, molto alta delle donne, quindi sono delle iniziative davvero molto, molto apprezzate dalle donne, queste che voi offrite. Poi quelle che non possiamo esaminare magari le mettiamo in una lista e le chiameremo gradualmente, anche perché noi non è che interveniamo per fare una diagnosi d'urgenza, ma proprio per impostare un piano di controlli che sia utile poi per la donna nel proseguo del tempo, quindi anche se poi le chiameremo a novembre, dicembre o gennaio, perché se avessero invece un fatto acuto è opportuno che ricorrano alle strutture del centro di senologia della nostra Breast Unit. Certo, allora lei parlava di informazioni scientifiche, no, con questo convegno che ci sarà e poi questi vari momenti. Che cosa ci dicono le ultime informazioni scientifiche sul tumore al seno? Perché sentiamo insomma che c'è sempre un'evoluzione sempre più rapida e veloce anche di quelle che sono le opportunità di cura della malattia. C'è da dire prima di tutto che appunto stiamo osservando questa maggiore incidenza anche nella fascia più giovanile. È comparso un lavoro scientifico su un'importante rivista americana in cui dal 2010 al 2019 il tumore nella fascia 20-50 è aumentato del 7%. Non abbiamo dati ancora nella popolazione italiana, ma noi sappiamo che i dati statunitensi in genere precedono magari di un decennio quello che avverrà anche nel nostro paese. Perché? Perché la globalizzazione porta a stili di vita sempre più simili in tutti i paesi occidentali e quindi c'è da stare attenti, come abbiamo sempre detto, allo stile di vita, quindi non fumare, avere un'alimentazione corretta, bere alcol con molta moderazione. Noi raccomandiamo un bicchiere massimo, un bicchiere per le donne, anzi il Ministero della Salute che lo raccomanda. Al giorno si intende, un bicchiere no? al giorno per le donne, due bicchieri al massimo per gli uomini, quindi noi siamo una terra vocata al vino, abbiamo anche molte cantine che adesso sostengono anche la nostra associazione, ma noi diamo sempre delle raccomandazioni salutari e poi di fare una costante attività fisica, almeno 3 sedute di corsa, camminata veloce e anche di rinforzo muscolare alla settimana sono molto utili per ridurre l'incidenza dei tumori, ma anche per ridurre l'incidenza delle recidive nelle donne che hanno già avuto un tumore. Ecco, questo dell'attività fisica è un elemento che sta emergendo prepotentemente, no? negli ultimi anni, quasi una medicina, diciamo, tra virgolette, no? per molte patologie, anche per l'invecchiamento, le malattie cardiovascolari, ma anche appunto per i tumori. Per le neoplasie. Infatti noi abbiamo fatto delle serate anche col dottor Patrizio Sarto, che è il direttore della medicina sportiva della nostra ULS, in cui lui ha portato dei dati molto significativi su quanto anche l'attività fisica, oltre che sulle malattie cardiovascolari, come dicevi prima, sia molto utile anche nel prevenire l'incidenza dei tumori. Quindi è opportuno, noi adesso nella nostra sede abbiamo allestito anche una palestra con un tapis roulant, delle ciclette, vogatore, pesi, proprio perché vogliamo promuovere queste attività e partiremo fra poco con una personal trainer che sarà a disposizione per le pazienti che hanno avuto un tumore, quindi vi invitiamo anche a partecipare iscrivendovi, vi sarà una scheda di attività fisica personalizzata in base a quella che sarà l'età della donna, le sue alterazioni, le sue possibilità e quindi una ginnastica personalizzata anche di rinforzo muscolare si può rivelare molto utile, oltre all'attività aerobica che ognuno può fare da sola con la propria amica andando a camminare magari 2 o 3 volte alla settimana. Quindi anche per la prevenzione delle recidive, sì, addirittura per chi si è già ammalata. Sono dati maturi proprio anche su questo argomento. Ecco, quindi la campagna dell'ULS Datti una mossa, no? Di cui abbiamo parlato tante volte, vediamo quanto sia importante anche per questo. Lei accennava, dottor Gava, all'importanza della corretta alimentazione. Abbiamo detto del vino, insomma delle bevande alcoliche, ma anche i cibi che noi mangiamo sono molto importanti nel determinare quella che sarà la nostra salute attuale e futura. Poi magari parliamo anche dell'attività che fate con i più piccini proprio per cominciare fin da piccoli all'educazione alimentare corretta.
Noi abbiamo infatti allestito nella nostra nuova sede una cucina didattica, un'altra l'abbiamo nella sede di Vittorio Veneto, proprio perché vogliamo dare quelli che sono gli elementi fondamentali della corretta alimentazione, che si traducono in un consumo adeguato di cereali, soprattutto cereali integrati, di una riduzione delle proteine che derivano dalla carne e un aumento delle proteine di origine vegetale come i legumi, che vanno introdotti gradualmente nella dieta, e molta frutta, molta verdura, e questi sono i cardini di quella che è l'impostazione di un'attività alimentare salutare. Perché? Perché abbiamo visto che induce anche una flora batterica ideale per affrontare meglio sia i fenomeni digestivi, ma anche l'espulsione di tutte quelle che sono le sostanze tossiche, alcune mutagene, quindi probabilmente cancerogene, che possono essere eliminate più velocemente. Addirittura adesso alcuni studi ci mostrano una correlazione tra il tipo di flora batterica, che viene chiamato il microbiota, e l'incidenza di alcuni tumori, cioè quando abbiamo un microbiota colonizzato da alcuni tipi di batteri abbiamo una probabilità maggiore per esempio di tumori al colon, quando invece abbiamo una crescita di batteri più salutari, diciamo così, riduciamo questa probabilità di rischio e abbiamo anche una risposta migliore per chi si ammala ai trattamenti chemioterapici. Quindi vi invito anche, se avete del tempo, noi adesso partiremo a ottobre, ma lo rinnoveremo anche a novembre e a dicembre con 3 corsi di cucina salutare presso la nostra sede, quindi chi ha piacere di iscriversi può telefonare all'indirizzo della delegazione trevigiana della LILT. Quindi insomma soprattutto cereali integrali, frutta, verdura, legumi e poca carne, insomma il pesce... Il pesce va benissimo perché è anche ricco di grassi omega 6, omega 3 che sono salutari, quindi c'è anche un bilancio favorevole per un consumo di pesce, poi soprattutto il pesce piccolo, il pesce dell'Adriatico, il pesce azzurro, che accumula meno le sostanze tossiche, il pesce o nocive che si trovano rispetto ai pesci grandi. Ecco, mi fa piacere che lei abbia sottolineato questo, mi ha anche stupito, ne rifletto così parlando con lei, sentivo proprio ieri c'è stato quel patto anti-inflazione del governo che ha stabilito tutta una serie di calmirazioni, diciamo, tra virgolette, dei prezzi di determinati generi alimentari, e notavo che nel paniere mancano proprio completamente la frutta e la verdura, che tra l'altro sono quelli che hanno subito i maggiori aumenti nell'ultimo periodo, quindi forse sarebbe una buona indicazione anche per la salute cercare di calmierare i prezzi di quelli che sono gli alimenti che dovremmo invitare la popolazione il più possibile a consumare, no? Che probabilmente frutta, verdura, pesce sono quelle che hanno le maggiori oscillazioni e quindi su cui è più difficile impegnarsi per 3 o 6 mesi a tenere un prezzo calmierato. Costa più la frutta della bistecca alla fine, quindi magari tante persone sono anche, no, e comunque anche questo, voglio dire, coinvolge moltissimo la nostra salute ed è importante. Però per chi può noi consigliamo di investire anche nella scelta dell'alimentazione per la propria salute, quindi magari di ridurre la spesa in qualche altro ambito, anche se mi rendo conto che gli aumenti dell'inflazione che ci sono stati si ripercuotono pesantemente sulla vita, ma anche sulla salute, sull'adesione ai controlli, alla possibilità di fare visite, e questo è un problema che ci rammarica molto e che sentiamo. E che magari va a incidere anche proprio sulle fasce meno abbienti della popolazione. Proprio per questo che siamo un po' preoccupati. Ecco, dicevamo appunto l'alimentazione degli adulti, alimentazione e pratiche di vita corrette che si cominciano fin da bambini, no? fin da piccoli, perché la salute si costruisce anche, no? Nel corso di tutta la propria vita. Per questo voi come LILT state facendo anche un importante lavoro nelle scuole per insegnare queste buone pratiche fin da giovani, da giovanissimi. Certo, noi facciamo degli interventi, proponiamo a tutte le scuole della provincia la possibilità di fare degli interventi sia sull'alimentazione, perché gli adolescenti si alimentano in modo molto scorretto, ma questo perché anche nelle scuole ci sono i distributori di merendine, perché i fast food sono momenti anche di aggregazione e quindi dove non è che l'alimentazione sia quella ideale. Il nostro simbolo, se ci pensiamo, poi è l'olio extravergine d'oliva, quello che
ci accompagna anche nella settimana nazionale della prevenzione che abbiamo nella prima settimana di primavera, e quindi noi ci teniamo in modo particolare. E poi facciamo anche un intervento che chiamiamo Manipolando si impara, proprio per i ragazzini delle elementari nella cucina di Vittorio Veneto, dove invitiamo i ragazzini a trattare le farine integrali con il loro mattarello, a confezionare delle focacce che poi decorano con frutta, con verdura e legumi, e utilizzando l'olio extravergine d'oliva imparano a capire che possono mangiare anche cose diverse a quelle che sono proposte dalla grande distribuzione e che sono la base su cui magari si alimentano le famiglie. Certo che poi possono essere comunque delle cose buonissime a portata anche dei più piccoli e che però insomma hanno come obiettivo fondamentale quello di promuovere la salute. No? Sì, l'uso di farine integrali che magari non hanno il colore di quella bianca 00, ma loro la preparano insieme ai nostri animatori e quindi vedono che si può mangiare qualcosa che abbia anche un colorito diverso, la preparano loro, in genere spatolano poi tutto quello che hanno preparato, ed è anche uno stimolo a portare a casa dei messaggi che cambiare si può, e noi più della lezione cerchiamo proprio di interagire anche con le donne, che adesso c'è anche qualche uomo che frequentano i nostri corsi, per spiegare che fare delle scelte alimentari diverse è possibile e concretizzarle non è poi così complesso. Ecco, per quanto riguarda, dottor Gava, invece le persone, queste sono indicazioni, dicevamo, che valgono naturalmente per tutta la popolazione. Per quanto riguarda invece le persone, in questo caso le donne in particolare, che si sono già ammalate di tumore, che stanno affrontando le cure oppure che hanno superato la malattia, che devono continuare a fare i controlli, che consigli date sullo stile di vita, sull'alimentazione, della pratica sportiva, dicevamo prima? Ma è evidente che noi dobbiamo differenziare quella che è la cucina nel campo preventivo da quella che è la cucina nel campo di chi sta affrontando la malattia, che quindi ha delle esigenze magari dietetiche un po' diverse a seconda dei farmaci che sta utilizzando o che impiega delle terapie ormonali che possono determinare anche degli aumenti considerevoli di peso, e quindi vanno tarate per chi sta affrontando le terapie delle diete che siano particolari. Per chi invece ha avuto una recidiva ma non è più in terapia, quei consigli che abbiamo dato prima si equivalgono a quelli che diamo alle persone che non sono ammalate, perché alimentarsi con le modalità che abbiamo appena illustrato e fare dell'attività fisica è utile anche per queste donne che sono guarite e che speriamo non si ammalino più. Utilizzando queste diete, scegliendo questi alimenti, facendo dell'attività fisica, hanno una probabilità minore. Per chi invece sta affrontando la malattia, adesso ci sono anche, spesso davamo poca attenzione perché diciamo è un periodo e poi si uscirà, invece adesso ci siamo accorti che anche la scelta alimentare può indurre una tolleranza migliore ai farmaci, modificare il microbioma e renderlo più favorevole all'impiego, all'efficacia dei farmaci che vengono utilizzati. Ci sono addirittura studi sul digiuno intermittente o a ridotta quota calorica per i 2 giorni in cui si usano determinati farmaci chemioterapici. C'è uno studio che è stato promosso anche dall'Istituto Mori di Milano, a cui adesso partecipa anche lo IOV, in cui mostrano come fare attenzione a una restrizione calorica nei 2 giorni magari in cui si fanno i farmaci più pesanti può rendere più tollerabile la terapia senza compromettere quella che è l'efficacia senza indurre per esempio un calo di peso corporeo, perché insomma, ecco, si può rimangiare poi nei giorni successivi. Ecco, quindi sono tutte indicazioni che man mano, diciamo, stanno emergendo, man mano che procede la ricerca e che, come dire, aiutano anche, no, i pazienti ad affrontare meglio quello che è il percorso, certo, insomma, della malattia, della terapia e anche poi quello successivo. Ecco, quindi per chiudere, diciamo, un'ultima raccomandazione che lei
vuole fare a tutte le donne che ci stanno seguendo in vista appunto delle iniziative dell'ottobre rosa. Leggevo proprio questa mattina, dottor Gava, un dato era nazionale, diffuso dalla Fondazione Veronesi, circa l'adesione allo screening delle donne italiane che è del 56%, e veniva dato come un dato tutto sommato buono. Significa però che c'è un 44% che non aderisce, chi per paura, chi per magari mancanza di tempo o perché non lo reputa così importante. Certo, se i numeri sono quelli che lei diceva all'inizio, no, sicuramente c'è da preoccuparsi. Sì, gli screening che offre il servizio sanitario sono 3: il sangue occulto nelle feci per il tumore del colon, la mammografia per il tumore della mammella e il test del papilloma per il tumore dell'utero. È evidente che per quanto riguarda la mammella, per esempio, noi abbiamo nella nostra regione tassi di adesione che superano il 70%, però abbiamo regioni del sud in cui invece l'adesione è molto più bassa, addirittura del 25-30%, quindi le medie che poi registriamo a livello nazionale sono intorno al 50%, adesso sono aumentate al 56% proprio perché le donne hanno acquisito questa sensibilità maggiore e pongono attenzione alla loro salute. Molte in altre regioni fanno però anche le indagini magari nei centri privati e quindi non si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale perché magari non c'è questo appeal che il Servizio Sanitario ha in alcune regioni del nostro meridione. C'è anche questo aspetto insomma, da tenere presente. Certo, insomma, nel nostro territorio la sensibilità delle donne c'è. Stavamo vedendo prima, il nostro regista mandava in onda le immagini per esempio della corsa in rosa, questa è quella di Treviso, ma ce ne sono state davvero tante quest'anno, no? in provincia, alle quali hanno aderito davvero tantissime donne. No? In settembre ce n'è stata una a Mansuè, una a Montebelluna, adesso ne avremo altre ad Asolo, a Resana, a Revine Lago, quindi invito le donne magari a partecipare a questi momenti anche per conoscere l'associazione e poter partecipare anche agli eventi che facciamo per poter poi avere un'interazione con la LILT e capire cosa possiamo fare per voi. Ecco, per concludere dicevamo un suo messaggio alle donne, a tutte le donne che ci stanno ascoltando, dottor Gava. Direi che nella nostra regione una donna su 8 avrà un tumore al seno, quindi noi sappiamo che se adottiamo stili di vita corretti possiamo cercare di ridurre questa incidenza, ma soprattutto la diagnosi precoce permette di avere poi tassi di sopravvivenza intorno al 90% quando noi troviamo il tumore che sia inferiore ai 2 cm, non abbia quindi mandato cellule né ai linfonodi ascellari né in giro per il corpo. Quindi è fondamentale percorrere questa strada sia nel campo della prevenzione ma anche della diagnosi precoce, e questo è quello che la LILT sta predicando diciamo da anni, e vedo che il messaggio è raccolto, perché anche questi momenti che noi vediamo di migliaia di donne che partecipano a queste manifestazioni dimostra che c'è una sensibilità nel nostro territorio, e quindi io ringrazio proprio le donne perché sono di esempio anche agli uomini, e infatti adesso lanceremo poi a novembre anche la campagna sul tumore della prostata, e spesso è la donna che manda il marito, il compagno, il partner a aderire anche a queste proposte per l'uomo. Quindi senz'altro anche questo, e ne riparleremo magari fra un mese, ci rivediamo, così tireremo le fila di questa campagna insomma dell'ottobre rosa, e lanceremo il novembre azzurro, come possiamo chiamarlo, no? dedicato agli uomini che forse magari sono un po' meno sensibili delle donne a queste tematiche. Io allora ringrazio davvero il dottor Gava per essere stato con noi, per averci fornito tutte queste importanti informazioni sulla campagna dell'ottobre rosa e sull'importanza della prevenzione, no? Soprattutto della prevenzione, oltre che alla diagnosi precoce dei tumori. Noi abbiamo ancora un minuto e chiudiamo con la cultura. Andiamo a Venezia perché tornano in scena le vicende travagliate dell'Orlando Furioso nell'opera composta da Vivaldi e che ebbe la sua prima rappresentazione proprio al Teatro Sant'Angelo. Vediamo questo servizio.
La pazzia che si impossessò di Orlando dopo aver scoperto l'unione di Angelica e Medoro torna sul palco del Malibran, così come la musicò Antonio Vivaldi su un libretto con poca guerra santa e molto eros, rappresentato per la prima volta al Teatro Sant'Angelo di Venezia nell'autunno del 1727. Col poema dell'Ariosto, il compositore veneziano ha avuto un rapporto lungo. 15 anni prima aveva collaborato alla composizione dell'Orlando che Alberto Ristori presentò con successo a Venezia, ma la versione che Vivaldi compose da solo l'anno successivo, Orlando finto pazzo, si rivelò un fiasco clamoroso. Non quella del 1727, naturalmente, definita dal direttore musicale della produzione del Malibran un'opera innovativa composta da un genio, nella quale la musica accompagna momenti tragici e risvolti comici, contesti storici e paesaggi fantastici. È tutto dunque per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo il TG l'appuntamento con il film di Antenna 3, quest'oggi andrà in onda Lebanon di Samuel Maoz, presentato alla 66esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2009. Il film ha vinto il Leone d'Oro appunto come miglior film, non perdetevi dunque questo appuntamento. Ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo. Il meteo, un buon pomeriggio. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Previsioni per sabato 23 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, con probabilità di locali rovesci anche a carattere temporalesco. Precipitazioni assenti fino a metà giornata, mentre è atteso un peggioramento nelle ore centrali. Temperature in lieve diminuzione. Minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, massime dai 20 ai 24 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia è atteso tempo variabile con perturbazioni a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Sul Trentino Alto Adige nelle prime ore della giornata attesi rovesci residui, previste schiarite nel pomeriggio. Non è escluso qualche annuvolamento accompagnato a rovesci di lieve intensità. Temperature minime in netto calo tra gli 11 e i 12 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.